Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Una persona su 5 non ha soldi per pagare le cure, il dato contenuto nel rapporto Osserva Salute. Rispetto alle regioni del nord, nelle città del meridione aumenta il tasso di mortalità. Tasse non pagate, sequestro da 5 milioni di euro nei confronti della casa di cura Tricarico di Belvedere Marittimo. Il sindaco di Rende è prosciolto dal giudice di udienza preliminare nell'inchiesta sulla mancata bonifica alla legnochimica. Il primo cittadino dice soddisfatto, ma faremo quello che chiedono i cittadini. Vicenda Autovelox nel comune di Longobardi, la sentenza per gli 8 imputati sarà emessa il 16 maggio, intanto il PM chiede l'assoluzione per tutti. Fibrillazioni a Casali del Manco in vista del voto per le amministrative, niente dialogo PD 5 Stelle. La Guardia di Finanza scopre un'antica tomba a Crotone, si tratta di una rarissima testimonianza di insediamento dell'età del bronzo medio, l'intervento dei finanzieri ha evitato grazie da parte di trafficanti di reperti. Cinghiali sulle strade vibonesi, diversi gli incidenti causati, cittadini chiedono interventi immediati. Buonasera dalla redazione TG10, arrivano purtroppo conferme a dati sulla sanità calabrese che già conosciamo, che riguardano innanzitutto la mancanza di cure, la mancanza di possibilità di cure per i calabresi, perché in particolare al sud una persona su 5 dichiara di non avere i soldi per pagare le cure e non solo. Rispetto alle regioni del nord, nelle città del meridione aumenta il tasso di mortalità. Questi dati sono contenuti nel rapporto Osserva Salute, sentiamo. Ancora una volta c'è uno studio che evidenzia le difficoltà quotidiane dei calabresi, in questo caso si parla di sanità. Che il settore sia in affanno lo sanno bene i cittadini che fanno i conti con lunghe liste d'attesa nelle strutture sanitarie pubbliche, così che alla possibilità economica si rivolge al settore privato. Chi invece i soldi non ce li ha rinuncia spesso alle cure. I dati evidenziati nel rapporto Osserva Salute confermano una situazione che va avanti da tempo. Pensate, nel sud Italia una persona su 5 dichiara di non avere soldi per pagarsi le cure, 4 volte la percentuale osservata nelle regioni settentrionali. E la Calabria, insieme alla Campania, è la regione che nel quadro complessivo mostra il profilo peggiore. E non solo, nel mezzogiorno si muore di più rispetto alle regioni del nord. Così, se la mortalità nel settentrione è diminuita negli ultimi anni per patologie come tumori, diabete, malattie croniche cardiovascolari, perché evidentemente maggiori e più efficaci risultano progetti di prevenzione, al sud la mortalità è aumentata. La situazione è più grave in Campania, dove, sempre secondo lo studio, si registra un più 28% di mortalità. E in Calabria, rispetto alla media nazionale, nella nostra regione si registra un tasso di mortalità del più 4,7%. Secondo l'indagine ci sono situazioni di buona copertura dei sistemi sanitari nelle regioni del centro-nord, mentre per il meridione appare urgente un forte intervento in grado di evitare discriminazioni sul piano dell'accesso alle cure e dell'efficienza del sistema. Il rapporto inoltre sottolinea che la spesa da parte dei cittadini per la salute negli ultimi anni è aumentata, mediamente di circa l'8,3%, ma in maniera diseguale nel Paese. L'aumento è stato elevato nelle regioni del nord, nel centro i valori di tale spesa sono stati costanti, mentre sono diminuiti nelle regioni meridionali. Tasse non pagate, sequestro da 5 milioni di euro nei confronti della casa di cura Tricarico di Belvedere Marittimo, ce ne parla Sabba Baldino, sentiamo. Tasse non pagate nei guai, la storica casa di cura Tricarico Rossano di Belvedere Marittimo, a cui la Guardia di Finanza di Cosenza ha sequestrato oggi 5 milioni di euro. Il provvedimento è seguito nell'ambito delle indagini dirette dal procuratore della Repubblica di Paola, Pierpaolo Bruni. Gli investigatori contestano sia alla struttura sanitaria che all'amministratore unico Rossano Fabrizio Tricarico i reati che vanno dall'infedele dichiarazione dei redditi all'omesso versamento di ritenute certificate relative agli anni 2011-2014. Il sequestro scaturisce a seguito di una verifica fiscale che ha preso in esame soprattutto i comparti delle imposte dirette e l'IVA, facendo emergere l'omesso versamento di ritenute relative ad emolumenti erogati per circa 4 milioni di euro, nonché un'evasione d'imposta all'IRES superiore a 800.000 euro.
Tirreno. Le presunte violazioni tributarie al vaglio del giudice per le indagini preliminari del Tribunale della città del Tirreno, Rosa Maria Messiti, che ha disposto il sequestro preventivo per equivalente delle disponibilità finanziarie e dei beni sia della clinica che dell'indagato. In tal modo, si precisa, si sono restituite alla collettività risorse illecitamente sottratte, colpire i patrimoni per rendere sconveniente dal punto di vista economico le attività illegali. Caso Legnochimica, procedimento sulla mancata bonifica, prosciolto il sindaco di Rende Manna, mentre viene rinviato a giudizio il liquidatore della società Legnochimica Pasquale Bilotta. Sentiamo. Si chiude con un proscioglimento. Il procedimento è avviato nei confronti del sindaco di Rende Marcello Manna, nell'ambito della vicenda riguardante la mancata bonifica dell'area della Legnochimica. Il primo cittadino avrebbe dunque fatto tutto ciò che era in suo potere per gestire una situazione delicata come quella innescata negli anni precedenti dalla chiusura della fabbrica e dall'inerzia dei soggetti deputati a intervenire per mettere in sicurezza il sito. Vorrei che non passasse sotto silenzio che questa amministrazione ha interessato la Regione Calabria di questo problema, ha portato questo problema a livello nazionale, il Consiglio Comunale ha istituito una commissione speciale e devo dire, a fronte di tutta questa attività registrare che attraverso, credo, denunzie strumentali è stato avviato un procedimento contro questa amministrazione, non era una cosa né piacevole né, devo dire, che poteva suscitare, voglio dire, anche solo indifferenza. Intanto però il tempo passa e ci si troverà presto in una situazione simile a quella della scorsa estate, durante la quale gli incendi avevano acuito il rischio inquinamento per le falde e l'ambiente circostante. È proprio di questi giorni una comunicazione del curatore in questo senso. C'è la Regione che deve inserire nel piano di, come dire, degli interventi anche la Legnochimica, c'è l'attenzione dell'assessore regionale che proprio in questi giorni ho sentito, si prosegue in un percorso per trovare una soluzione. I controlli sul sito vengono fatti pressoché quotidianamente, gli interventi anche di taglio erba e quant'altro proprio in questi giorni era già previsto e credo che si sta operando in questo senso. Terremo sotto controllo l'area da tutti i punti di vista. C'è un intervento che riguarda la possibile canalizzazione di acque per i laghi. Con rito abbreviato inoltre è stato assolto l'assessore comunale all'ambiente Francesco Di Ippolito, mentre rimane aperta la posizione del liquidatore della Legnochimica Pasquale Bilotta, che è stato rinviato a giudizio. Il TAR della Calabria ha respinto perché improcedibile il ricorso avverso l'aggiudicazione all'ecologia oggi della gara per il servizio integrato di igiene urbana presentato dal capogruppo del raggruppamento temporaneo di imprese che aveva concorso al bando pubblicato dal Comune di Cosenza e che era stato espletato nell'agosto 2017. Quanto si legge in un comunicato dell'amministrazione comunale Bruzia, nel ricorso l'RT aveva eccepito una serie di violazioni configurando una disparità a discapito dello stesso RT. Il TAR, decidendo anche nel merito della questione, ha giudicato insussistenti le ragioni sollevate e le ragioni del Comune invece sono state rappresentate in giudizio dall'avvocatura comunale attraverso l'avvocato Agostino Rosselli. Vicenda Autovelox, nel Comune di Longobardi la sentenza per gli 8 imputati sarà emessa il 16 maggio, intanto il PM chiede l'assoluzione per tutti. Anna Franchino. Non avrebbe ravvisato gravi condotte, per questo il pubblico ministero di Paola durante l'udienza di ieri ha chiesto l'assoluzione per gli 8 imputati nel processo sull'utilizzo di Autovelox nel comune di Longobardi. Tra gli imputati anche il sindaco e alcuni dipendenti comunali, oltre ad agenti della municipale, che secondo le prime contestazioni mosse avrebbero abusato dei poteri con violazione dei doveri inerenti una pubblica funzione. Agivano cioè al fine di procurare un ingiusto profitto al comune del Tirreno Cosentino e alla ditta di Roma, la B-Team, ponendo in essere artifici e raggiri, attivando sulla SS18 ben 4 postazioni fisse nello spazio di 700 metri, funzionanti H24 per il rilevamento delle infrazioni derivanti dal superamento dei limiti di velocità. Dunque gli apparecchi sarebbero stati installati in maniera difforme alla normativa vigente. Nel periodo preso in esame sarebbero stati comminati oltre 19.000
2.000 verbali e incassati oltre 17.000 euro. Per conoscere l'esito del processo ripartito nel 2016 a causa di una rinuncia dei testimoni e di una successiva riammissione dopo la richiesta dell'ex pubblico ministero, bisognerà attendere il prossimo 16 maggio. A distanza di anni però non sarebbero emersi elementi tali per raggiungere una sentenza di colpevolezza. Altri fatti, altre storie ai nostri 100 secondi di cronaca, vediamo. Era in Calabria ed è tornato. Matteo Messina Denaro avrebbe trascorso un periodo della latitanza in Calabria. Lo rivela, non sapendo di essere intercettato, uno degli arrestati nel blitz disposto dalla direzione distrettuale antimafia di Palermo, che ha fermato 22 fra boss e fiancheggiatori del capomafia ricercato. Trovati con oltre 1 chilo di marijuana, 2 arresti della polizia di Rossano eseguiti nel corso dei controlli straordinari e finalizzati soprattutto alla prevenzione e repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti e dei reati predatori. 2 finiti in manette sono un uomo di 38 anni residente a Corigliano Rossano e un 28enne cittadino di nazionalità albanese residente a Tirana ma di fatto domiciliato nel centro ionico. Entrambi sono accusati in concorso di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini dello spaccio e resistenza pubblico ufficiale. Prima parcheggia l'auto vicino casa dei genitori, poi cosparge l'abitazione di benzina e le dà fuoco. È successo a Torre Melissa, comune della provincia crotonese, dove l'intervento immediato dei carabinieri della stazione locale ha impedito che la casa andasse a fuoco. L'autore del gesto è un 41enne che per dissidi familiari ha maturato l'idea di incendiare proprio l'abitazione dei genitori. L'uomo è stato denunciato all'autorità giudiziaria per incendio, mentre le fiamme sono state spente dai vigili del fuoco di Cirommarina. Aveva un'ala fratturata e problemi ad un occhio. Il piccolo rapace è forse rimasto vittima di un urto contro un veicolo in transito sulla carreggiata nord dell'autostrada 2 del Mediterraneo, all'altezza dello svincolo di Sant'Onofrio, trovato da una pattuglia dell'autostrada. L'uccello ferito era un allocco di circa 1 anno ed immediatamente ospitato presso il Parco della Biodiversità di Catanzaro per le cure del caso. La polizia di Rossano ha notificato un provvedimento di allontanamento dalla casa familiare, di divieto di avvicinarsi ai luoghi frequentati dalla vittima nei confronti di un 54enne accusato di maltrattamenti in famiglia. Il provvedimento è giunto dopo che la vittima ha denunciato alla polizia una serie di maltrattamenti caratterizzati da atti di violenza fisica, morale e psicologica. Secondo quanto è emerso dalle indagini, la donna è stata reiteratamente picchiata, ingiuriata, minacciata di morte dal marito in seguito a continue liti avvenute anche in presenza del figlio minore. Liti, violenze iniziate da molto tempo che hanno avuto un'escalation terminata con la denuncia. Il questore di Cosenza Conticchio ha invitato donne, figli che subiscono violenze di qualunque genere a denunciare i maltrattamenti subiti anche in forma anonima. Passiamo alla politica, fibrillazioni a Casali del Manco in vista del voto per le amministrative, niente dialogo tra PD e 5 Stelle. Rosalba Baldino. La campagna elettorale non è partita ufficialmente a Casali del Manco, dove si voterà il prossimo 10 giugno per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale, il primo dopo la fusione dei comuni di Trenta, Casole Bruzio, Pedace, Serrapedace e Spezzano Piccolo. Ancora le liste non ci sono, ma è già scontro tra il PD e il Movimento 5 Stelle. Nei giorni scorsi la mano tesa del Partito Democratico ai grillini con la proposta di aderire alle primarie e il rifiuto dei pentastellati. Il segretario della Federazione PD, Luigi Guglielmelli, in una nota dice di rispettare le decisioni del movimento, ma scrive: trovo sbagliate le motivazioni. Le amministrazioni del PD in Presila, rivendica Guglielmelli, sono esempio trasparente di buona amministrazione. Il PD inoltre ha proposto e fatto approvare, scrive ancora, in Regione la legge di scariche zero e l'istituzione dell'autorità idrica calabrese, premessa per una gestione interamente pubblica del ciclo integrato dell'acqua. Peccato, conclude Guglielmelli, poteva essere un laboratorio interessante. Non si è fatta attendere la risposta del movimento. La nota del PD, si legge sulla pagina Facebook dei 5 Stelle, fa espresso riferimento a una vicinanza di posizioni tra le due forze politiche, in particolare su temi locali come l'acqua pubblica, servizi pubblici essenziali e rifiuti. Niente di più falso. Proprio questo meetup è nato dall'esigenza di contrastare un sistema politico che ha fatto
scorrazzie di questo territorio, a partire dall'apertura delle discariche illegali costruite ai piedi della Sila, alla gestione approssimativa delle risorse idriche, fino alla gestione di tipo padronale e clientelare dei servizi pubblici. Nette sono le differenze programmatiche, conclude il Movimento 5 Stelle, con detta forza politica che ci portano a escludere ogni tipo di convergenza. Andiamo a parlare invece di cinghiali che transitano sulle strade del Vibonese e hanno provocato diversi incidenti. I cittadini chiedono interventi immediati per scongiurare il pericolo. Le immagini sono sorprendenti, per certi versi spettacolari, di sicuro danno il senso di pericolosità che in realtà contengono. Una famiglia, come dire, allargata di cinghiali invade la strada, la attraversa e per fortuna niente di pericoloso accade, se non la conferma delle spesso denunciate situazioni di devastazione di terreni e culture. Siamo sul ciglio della ex statale 110, non lontano dal bivio dell'Angitola. Gli automobilisti sono costretti a fermarsi dinanzi alla branco di cinghiali che attraversa la carreggiata, dirigendosi indisturbato da una parte all'altra dell'arteria. Non si può non essere preoccupati perché i cinghiali sono di tutte le dimensioni e se diventassero aggressivi per il malcapitato automobilista di turno sarebbero davvero guai. Ormai si succedono numerosi e un po' ovunque i casi segnalati nell'ultimo periodo con automobilisti alla guida che, trovandoseli di fronte all'improvviso, sono andati fuori strada, per fortuna senza gravi conseguenze. Gli animali selvatici spesso vanno a caccia di cibo e nella loro personale lotta per la sopravvivenza rischiano di nuocere non poco. L'episodio dell'Angitola, che siamo riusciti a documentare con queste immagini, alza la tensione sulla percorrenza di un'arteria cruciale per il territorio vibonese. Casi simili, comunque, sono stati segnalati anche alle autorità preposte per tentare di risolvere un problema che è diventato quasi di emergenza quotidiana, con grosse preoccupazioni soprattutto per gli agricoltori che vedono i loro raccolti messi a repentaglio dall'aggressione di questi animali. Nel prossimo servizio le immagini dell'antica tomba scoperta dai finanzieri di Crotone, una rarissima testimonianza di un insediamento dell'età del bronzo medio scoperta sul letto attualmente in secca in parte del fiume Neto. Ecco il sito archeologico scoperto dai finanzieri di Crotone. Le fiamme gialle avevano notato diverse persone aggirarsi sul letto in secca del fiume Neto e così hanno deciso di effettuare un controllo. Risalendo a piedi il letto del fiume, si sono imbattuti in quelli che sembravano essere i resti di una tomba antichissima. Si tratta di una scoperta di enorme valore storico e culturale. La conferma è arrivata da Paolo Nereo Morelli, ispettore onorario del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, contattato dai finanzieri. I reperti rinvenuti sono una rarissima testimonianza di un insediamento dell'età del bronzo medio, un'antichissima sepoltura accista con urna cineraria che risale a molto tempo prima dell'arrivo degli Achei dalla Grecia. Una scoperta importante, come dicevamo, che va ad arricchire il patrimonio culturale della Calabria. Adesso la sovrintendenza ha iniziato i rilievi e le attività di messa in sicurezza del sito, con l'ausilio anche di una restauratrice di beni culturali, e grazie all'intervento dei finanzieri è stato scongiurato il pericolo di razzie da parte di trafficanti di reperti archeologici. È una piazza mercato che vuole essere la casa dell'agroalimentare e della enogastronomia della Calabria, allestita nella Casa dei Calabresi per definizione, che è la cittadella, sede della regione a Germaneto di Catanzaro, dove nasce Pecco. Si chiama Pecco ed è l'acronimo di Piazza Etica Calabria Contadina e non è altro che il servizio bar-ristorazione aperto ufficialmente alla cittadella regionale. Nasce con l'intento di raccontare la nostra cultura e la nostra identità attraverso la storia del movimento contadino calabrese. Noi abbiamo bisogno di valorizzare le nostre produzioni, abbiamo bisogno di valorizzare attraverso le nostre produzioni la nostra identità e la nostra cultura e credo che a partire dalla Casa dei Calabresi questa operazione doveva essere fatta e noi l'abbiamo fatta. Valorizzare il Made in Calabria e i prodotti a chilometro zero, questa è la mission, non solo dell'agroalimentare ed enogastronomico ma anche del settore dell'artigianato locale. Siamo passati dalla propaganda del prodotto alla vera promozione, con la possibilità di acquistare subito un prodotto che è piaciuto degustandolo. 1600 metri quadri nei quali si sviluppa il bar ristorazione, suddivise in aree in base alle destinazioni, la bottega del caffè, i peccati di grano, i freschi di campagna.
solo per citarne alcuni, oltre alle 2 linee self-service Scegli e Mangia e all'Isola delle Chicche, con produzioni tipiche, con un occhio attento anche al gluten free. Questo è per eccellenza il luogo più istituzionale che c'è in Calabria, la Casa dei Calabresi, dove ci sono i prodotti di Campagna Amica, Chilometro Zero, prodotti di grande qualità ma soprattutto di grande legame col territorio, e Pecco è proprio la sintesi di questa valorizzazione territorio, cultura agroalimentare, ospitalità. Adesso andiamo a Tauianova, dove Alessandro Meluzzi e Pino Romeo hanno presentato il loro libro Un unico Dio per tutti. Un solo Dio per tutti, politica e fede nelle religioni del libro è l'ultimo sforzo letterario di Alessandro Meluzzi, medico, psichiatra, ex parlamentare e conosciutissimo personaggio televisivo, e l'esperto in rapporti internazionali e di geopolitica Pino Romeo. Un volume di 500 pagine intense e intrise di attente riflessioni, scritto a 4 mani tra religione e politica riferite alle 3 fedi monoteiste, ebraismo, cristianesimo e islamismo, le cosiddette religioni del deserto, intrecciate tra di loro ma allo stesso tempo contrapposte, quasi antagoniste. Nel tempo e nella storia sono state esaminate dagli autori del libro. Cercare di cogliere le trasformazioni in atto e di capire per esempio nei rapporti tra le 3 grandi religioni del libro, l'ebraismo, il cristianesimo e l'Islam, quali dinamiche, quali nessi geopolitici, quali relazioni con i fenomeni migratori, quali grandi questioni rispetto alle dinamiche macroeconomiche della società e della gestione di società multiculturali e complesse che si vanno delineando. Questo tipo di situazioni, crei, generi, interferisca, quindi studiare questi fenomeni in maniera non ideologica, scientifica, puntuale, è anche un modo per prevenire i guai che molto spesso si sono visti in questi anni. Se in certi momenti della storia la religione poteva sembrare ancorata semplicemente alla fede o a qualcosa di intimo, sicuramente oggi non lo è, ma per un motivo molto semplice, perché finita l'era delle grandi ideologie e quindi questa deideologizzazione appunto delle relazioni internazionali, alla fine la sostituzione appunto con altri valori nei quali le comunità si identificano, e quale appunto struttura migliore di una struttura religiosa per offrire un motivo di identificazione e quindi anche di confronto tra diversi modi di concepire appunto le relazioni politiche. Allora, prima di andare a vedere le previsioni del tempo, una notizia di cronaca che preoccupa, visto il luogo di ritrovamento di 3 involucri contenenti complessivamente 15 grammi di marijuana, oltre ad un tritaerba in metallo a forma di teschio, che sono stati ritrovati dai carabinieri di Pizzo con l'ausilio del personale del nucleo Cinofili nel cortile dell'istituto nautico. La scoperta è stata fatta durante un controllo della scuola disposto nell'ambito di un servizio finalizzato al contrasto dello spaccio e dell'uso di sostanze stupefacenti nei pressi delle scuole. Adesso è il momento di vedere le previsioni per le prossime ore, vediamo. Ben ritrovati allo spazio delle previsioni del tempo a cura di meteoincalabria.it. Seppur in esaurimento e in tono minore, la goccia fredda in quota continuerà a favorire la formazione dei classici temporali di calore sulla nostra regione, che interesseranno principalmente le aree montuose della Calabria, con possibili sconfinamenti nelle zone limitrofe. Sul nord Italia e l'Europa centro-occidentale invece proseguirà la fase di tempo stabile, in un contesto di clima mite grazie alla presenza di un vasto anticiclone col suo cuore caldo in quota posizionato sulla Germania. Passiamo alle previsioni in dettaglio per la Calabria. Venerdì, cielo generalmente sereno o poco nuvoloso. Nella tarda mattinata aumento della nuvolosità sulle aree montuose, con possibili piogge anche nelle zone limitrofe. Temperature stazionarie. E adesso il consueto sguardo a mari e venti. Venerdì, mari generalmente poco mossi, con venti deboli dai quadranti occidentale sul Tirreno e deboli di direzione settentrionale sul Mar Ionio. Ed infine, prima di salutarci, vi ricordo che oltre al nostro sito web www.meteoincalabria.it potrete seguirci anche sulla nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. Per la puntata odierna è tutto, grazie e arrivederci al prossimo appuntamento. Prima della chiusura, una notizia che riguarda il Crotonese. È stato proclamato presidente della provincia di Crotone Ugo Pugliese. Ha detto: se pensiamo alla provincia di Crotone come area vasta, potremmo veramente pensare ad uno sviluppo non legandoci alla territorialità di ogni singolo comune, ma a un concetto comune che condividerò con gli altri sindaci. Su questo conto molto, perché è la mia idea di rilancio di questo territorio. L'informazione finisce qui, il TG torna nelle prossime edizioni. Grazie per averci seguito, arrivederci e buona serata.
Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app.